Noncello è un fiume di risorgiva. Nasce dove i ghiaiosi e aridi suoli dell'alta pianura del Friuli occidentale lasciano il posto all'argilla, da un variegato disegno di polle e sorgenti, e dopo pochi chilometri è già navigabile. Pordenone, che i romani chiamavano Portus Naonis, il porto sul Noncello, deve al fiume il suo nome e la sua fortuna. La terra murata cresciuta nell'Alto Medioevo sulle sue sponde e sul dorso di un'altura isolata era il terminale di una via d'acqua che collegava fin dalla notte dei tempi l'entroterra friulano con il mare. Dopo il Noncello le barche imboccavano la Meduna e quindi la Livenza, scendendola fino alla Foce e uscendo in Adriatico in prossimità dell'isola di Caorle. Un percorso che si è ripetuto sia in andata che in ritorno per secoli, dall'età romana fino al tramonto dell'Ottocento e all'arrivo della ferrovia, e che ha vissuto il suo apogeo nel XVI secolo, sotto il dominio della Repubblica di Venezia. Pordenone, capolinea di questa via d'acqua, il porto più settentrionale dell'antico sistema idroviario veneziano, era un crocevia importante per i commerci tra il nord Europa e il Mediterraneo. Il piccolo porticciolo friulano aveva la stessa vocazione della Grande Venezia. Era una terra di commercianti e viaggiatori, per i quali il Noncello era la via maestra verso tutti gli altri luoghi dell'Ecumene, a cominciare ovviamente dalla stessa città serenissima. Già dall'Alto Medioevo il grande sistema viario romano era caduto in desuetudine e per i trasporti, sia di merci che di uomini, si preferiva la navigazione lungo i fiumi, che erano frequentatissimi e dotati di numerosi scali e servizi. Certamente il viaggio via terra fino a Venezia, attraversando vastissime selve e malsani acquitrini, tra strade incerte e malconce infestate da banditi e grassatori, era assai più pericoloso. Pordenone, città vivace e colta, dedita ai commerci, ma anche all'arte e alle lettere, per secoli contesa tra Venezia e l'impero e quindi anche per cultura in posizione intermedia tra l'una e l'altro, dà i natali in quei secoli fecondi a molti uomini illustri. Tra questi c'è Giuseppe Rosaccio, viaggiatore ed intellettuale eclettico, dottore in medicina e filosofia, ma soprattutto cosmografo e cartografo di grandissima fama in tutte le più importanti corti italiane. Nasce a Pordenone attorno al 1550, da una famiglia agiata e ben introdotta nella nomenclatura degli Asburgo. Il padre è per un periodo il medico personale dell'imperatore Massimiliano I. Si erudisce a Padova, culla della filosofia, della medicina, dell'astrologia e della cosmografia. Ma è a Venezia, dove l'apertura di numerose stamperie ha prodotto un secolo addietro la prima grande rivoluzione mediatica della storia, con una diffusione delle informazioni e del sapere mai vista prima, che Rosaccio approfondisce la sua passione per lo studio dei mappamundi, dei mari e dell'orbe terracqueo. Nella grande Venezia arrivano viaggiatori da ogni dove e soprattutto dall'Oriente, una miniera di informazioni senza pari per uno studioso assetato di sapere come lui. Ci sono poi i nuovi mondi scoperti ad occidente da spagnoli e portoghesi, come l'India Nova, o le nuove rotte aperte da portoghesi, olandesi e inglesi verso l'India, verso Giava e ancora oltre, verso la terra incognita Australis. Mondi lontani e misteriosi che lo affascinano e che sono oggetto di tante sue opere di divulgazione scientifica. Ad affascinarlo è anche il dualismo di quelle che sono le due capitali del mondo, Venezia e Costantinopoli, grandi hub degli affari, della politica e della cultura, protagoniste assolute di un universo bipolare che ha retto per secoli, ma che ora ha già imboccato un rapido ed inesorabile declino. Le nuove rotte commerciali, l'oro e l'argento che vengono da Occidente, stanno creando nuovi potentati sulle sponde dell'Atlantico, svuotando di importanza il vecchio mare Mediterraneo. Nel 1598 dà alle stampe Il viaggio da Venezia a Costantinopoli, per mare e per terra, e insieme quello di Terrasanta. Un manuale per viandanti che diventa il suo libro culto, una sorta di Bibbia della letteratura di settore. L'itinerario è percorso quasi tutto per mare,
pur con alcune digressioni, attraverso gli scali veneziani dell'Istria, della Dalmazia, del Montenegro e dell'Albania, per proseguire poi in Grecia fino allo stretto dei Dardanelli, al mare di Marmara e a Costantinopoli. Un portolano dove sono segnati e descritti tutti gli approdi, i golfi, le insenature, i castelli, arricchito dalle splendide tavole di un illustratore fiammingo. La prima tappa del viaggio è l'isola di Caorle, che è anche la penultima del viaggio attraverso il quale Rosaccio giunse a Venezia, da Pordenone, in gioventù. La famosa tratta fluviale attraverso Noncello, Meduna e Livenza, di cui si parlava all'inizio. L'unico viaggio certo che il nostro percorse più e più volte in un senso e nell'altro. Se volessimo partire da Venezia come gli antichi barcaioli di un tempo, avremmo percorso la laguna e poi il mare fino a Caorle, quantomeno nei mesi estivi. Nella cattiva stagione, quando l'Alto Adriatico è spazzato dalla bora, si ripiegava sovente verso un'altra soluzione, quella della litoranea veneta, il reticolo di canali che consentiva la navigazione da Chioggia a Monfalcone quando le tempeste invernali rendevano pericoloso il viaggio in mare aperto. Imboccata la Livenza si proseguiva fino alla Motta, oggi Motta di Livenza, e ancora oltre, sfruttando anche le vele se lo scirocco lo consentiva, oppure i remi, o nella maggior parte dei casi, soprattutto per le grandi imbarcazioni da carico, il traino di buoi e cavalli dalle alzaie che scorrevano lungo le sponde. A Tremeacque le barche imboccavano la Meduna e alcune miglia più a nord-est il Noncello fino a raggiungere il porto di Pordenone, posto di rimpetto alle mura cittadine e alla cosiddetta Porta Furlana. Molto è cambiato dai secoli d'oro della navigazione fluviale. La vegetazione è cresciuta sulle sponde dei fiumi, che ora sono dei veri e propri corridoi naturalistici, dove prosperano una particolare flora ed una variegata avifauna, che consentono un'immersione totale in un ambiente suggestivo quanto delicato, che scorre a poche decine di metri dalla città e dai centri abitati, lambendo anche luoghi di grande interesse storico ed artistico, come le numerose ville patrizie disseminate lungo il percorso. La navigazione fluviale e l'antica idrovia Noncello-Meduna-Livenza, che un tempo collegava l'entroterra friulano con la città serenissima e quindi con il mondo, meriterebbero ora di essere rilanciate in chiave diportistica e turistica, nel nome della secolare contiguità culturale e storica tra Pordenone e Venezia, tra San Marco e San Marco.